adesso invito qui Alfonso Gambacurta, cresciuto a Val Guarnera Caropepe, studia e si laurea in sociologia alla Sapienza di Roma, dove ha conseguito l'alta formazione in antropologia delle società complesse. È dottore di ricerca in teoria e ricerca sociale. Dal 2009 al 2021 ha insegnato sociologia generale, sociologia dei processi culturali e comunicativi e sociologia delle organizzazioni presso l'Università La Sapienza di Roma. Dal 2021 al 2022 ha insegnato sociologia dei processi economici e del lavoro presso l'Università di Messina e attualmente insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università di Catania. I suoi focus di ricerca sono le politiche della legalità, le migrazioni, il folklore e la religiosità, i processi identitari della cultura siciliana, le comunità gallo-sicule e le dinamiche culturali e comunicative ad esse legate. Inoltre aggiungo che è anche lui un componente dell'Accademia della Lingua Siciliana, quindi passo subito il microfono a Alfonso, che ringrazio di essere qui. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie ad Eliana e ai Siciliani Liberi per avermi invitato. Quando Eliana mi telefonò alcune settimane fa, dissi subito di sì, controllando la data e l'agenda, per due motivi. Uno, perché mi faceva particolarmente piacere dare un contributo a una causa che condivido pienamente, che è quella di una Sicilia libera, che possiamo declinare in vari modi, ma Sicilia libera. E un'altra motivazione era quella di poter parlare di cultura e di identità siciliana. Durante la telefonata chiesi che cos'era la manifestazione. Eliana mi disse: è la festa dell'identità siciliana. Dico: ma allora si parla in siciliano? Dice: no, puoi se vuoi, però non lo so, un po' la spiazzai. Dissi: ma Eliana, tu te lo immagini degli inglesi che fanno una festa dell'identità inglese. Questi inglesi si riuniscono per 2 giorni e parlano solo in francese, non parlano in inglese. Allora arrivo io e visto inglesi che parlano di identità inglese in francese. Dico: sono pazzi. La prima cosa che penso, sono pazzi, no? Allora ci disse Eliana: io vengo ma è parlare in siciliano, perché se è la festa dell'identità siciliana l'hanno fatta in siciliano. Quindi questa era la condizione principale per me di parlare in siciliano, perché siamo in Sicilia. Cioè, voi altri mi capite? Cioè, io sogno carrapepano, siamo a Camastra, però quello che si dice scientificamente il registro culturale, il registro linguistico, mi pare che fosse lo stesso, no? Io tra l'altro c'ho una difficoltà grossa, perché Amolingua non è un siciliano. Io sogno di Carrapepe, sono di Val Guarnera, sogno carrapepano, e un carrapepano è gallo siculo derivato o gallo italico derivato, e quindi un registro culturale non è siciliano. E oggi c'è una difficoltà grossa io, perché noi siamo abituati in siciliano a parlare tra amici, parlare in famiglia e non parlare ufficialmente, il parlare accademico e imparare auto. E allora a Modesta non è insegnata a parlare accademico in siciliano. È difficile pensare in italiano accademico e trasformarlo, tradurlo in siciliano. È una cosa difficilissima, io vi invito a farlo. Ma un mio problema è che io penso in italiano accademico, lo devo trasformare in carrapepano, che è gallosicolo, e dal gallosicolo le riportare all'italiano, e tutto questo in pochissimi secondi per parlare con gli altri. Quindi perdonatemi se farò qualche svarione e vi chiedo scusa. In tutto questo, prima di incominciare, perché cangiamo il registro siciliano, e consentitemi di utilizzare solo un registro linguistico siciliano. Per prima cosa io vorrei precisare 3 cose prima di iniziare, vi chiedo scusa.
La prima è una cosa che mi sono prefissato di fare ormai da tempo, prima di incominciare qualsiasi seminario, relazione o intervento in questo periodo terribile di guerre, è ricordare che in questo momento c'è in corso un genocidio, un olocausto di una popolazione a Gaza che non è lontana, ma è qua, è lo stesso mare che ne bagna, è qua. Quindi potremmo parlare, fare cultura e divertene, ma avere consapevolezza e anche consapevolezza di crimini, perché spesso i crimini si fanno perché non si ha consapevolezza. E allora già la consapevolezza è importante. Questa è la prima cosa. La seconda è chieda di sentirmi vicino alla questione dell'acqua, alla comunità di Camastra e al sindaco Dario Gallio. Mi congratulo, complimenti per questa tenacia e questa lotta della quale mi sento compartecipe, e quindi complimenti ai camastresi, si chiamano così gli abitanti di Camastra. La terza cosa, Camastresi meglio, grazie. Si è parlato, io ringrazio, mi ha fatto molto piacere ascoltare Max Banchieri, soprattutto per i riferimenti forti che hanno stato fatti all'identità culturale e alla Sicilia o siciliana. Io quando mi chiamavo Eliana, la prima cosa che pensai, l'intervento che possiamo fare, che potremmo fare in una festa dell'identità siciliana è potesse essere chiesto. Eliana mi domandò l'intervento a Sicilia o siciliano, una lingua parlata viva, punto interrogativo però. Non è un'affermazione, io non saccio. Io sono uno scienziato sociale, mi occupo di comunicazione e di cultura, non sono linguista, non sono antropologo, non sono etnologo, non sono giurista. Forse dall'insieme di queste professionalità, nell'analisi di chi da che può essere la popolazione e la cultura siciliana, può nascere fuori la risposta. Io solo non saccio dare. Però chi pensai, dico, ma a cui ci posso spiare? La prima cosa che pensai è di spiaricello ai carusi, ai giovani. E i giovani che io c'hai a portata di mano sui mo studenti. Però purtroppo un mo corso feci, che chiamano il primo semestre, ovvero da novembre a febbraio. Quindi trovare carusi a disposizione era un po' difficile. La fortuna vuole che da poco resta in contatto, c'hanno un gruppo, la tecnologia che dicevamo prima, c'hanno il gruppo WhatsApp. E allora ci mandano un messaggio, pensate, ora faccio un video messaggio e ci mandano. E ci spiego 4 domande, ma proprio semplici, perché i tempi sono brevi, l'intervento è breve, ma anche l'analisi, i tempi di analisi mia scientifica erano brevi. Ora vediamo insieme le 4 domande che ci feci. Hai avuto una trentina di risposte, per brevità ne pigliato una poco che sentiamo insieme. E dopo che discutiamo le domande e risposte degli studenti, che secondo me sono la cosa più importante, sono la risposta più importante che ne possono dare, le commentiamo assieme per vedere che cos'è la cultura, che cos'è la lingua, che cos'è il dialetto e che cos'è il parlato. Già queste devono essere le basi, hanno essere le basi di un nostro discorso. E poi capiamo realmente se il siciliano è una lingua viva e parlata, se c'è un'identità culturale siciliana. Isola c'ha un'identità che è differente da chi dell'Italia, così come ce l'hanno i sardi, differente dagli italiani, così come ce l'hanno i valdostani, differenti dagli italiani, così come ci possono avere i catalani, differenti dagli spagnoli. Quando Elina cominciasse a parlare il siciliano? Quando e perché parla il siciliano? La tua lingua principale è l'italiano o il siciliano? Prima del 1860 in Sicilia, che lingua si parlava? Grazie. Queste sono le 4 domande che io feci ai miei studenti, ci dissi che avevano rispondere in maniera breve. Mi scuso, vi domando scusa per la qualità dell'audio, sono tutti fatti col telefonino, compresa questa, perché appena in Eliana subito mi misi in un angolo dell'ufficio, come vedete, e domani un collega mi fa un filmato e ne uscivo fuori sto filmato, così come gli studenti mi rispondono dove si trovavano.
qua era mare, qua era andare a macchina, qua era Indra, quindi la qualità è scarsa, ma anche questo però delinea una dimensione culturale rispetto agli studenti. Attenzione, piccola nota metodologica che vedo io. Chi dice scudamo su studenti di una facoltà di scienze politiche, quindi che hanno già un registro culturale, una dimensione culturale più alta rispetto al giovane siciliano comune, ok? Quindi anche la risposta che ne donano è condizionata. Non vedetela come una risposta di tipo scientifico generico, ma la da leggere sul fatto che sono studenti universitari e che quindi hanno una propria dimensione culturale, diciamo maggiore, non per essere culturalmente classisti, ma strutturalmente la possiamo dare come una dimensione accademica. Allora, ci sono vari filmati e io ti chiedo, Giovanni, la cortesia di poterli mandare in onda a tutti. Grazie. A uno, grazie. Ce n'è uno che è un piazzese che purtroppo spartì un 4 e quindi su 4 brevi filmati, sono 4 risposte, gli altri l'hanno fatta unica. Sono su Carusi per lo più di Catania, su Catanisi, lei Catanisi, c'è su una para di Carrapepani, c'è una ragazza di Fiume di Nisi, un Ghiazzisi di Piazza Armerina e una palermitana. Prego. Io parlo siciliano, ero primo anno del liceo, rimanevo appunto in un liceo musicale che mi ha insegnato tutti i canti siciliani e magari perché era una scuola di periferia. Parlo siciliano perché è lingua mia terra e a mia lingua, che mi aiuta a esprimere meglio appunto che io sento sia quando sono contenta che quando sono arrabbiata. Con i miei amici, con la mia famiglia parlo l'italiano e il siciliano. Mentre nelle situazioni informali parlo l'italiano. Prima del 1860, prima dell'unità d'Italia, in Sicilia si parlava o siciliano o gallitalico nelle zone interne e l'albanese a Piana degli Albanesi ad esempio, e il greco di Sicilia nelle zone un po' più orientali. Come già parlavo siciliano nella carrozza con i manani. Parlo siciliano con i miei amici e con la mia famiglia. La mia lingua principale è l'italiano, ma parlo siciliano non perde la tradizione. Prima del 1860 in Sicilia si parlava lo siciliano. Buongiorno, io sono Chiara. Io sono Samuele. Parliamo catanesi tutto noi. E chi comunque catanesi hanno... E hanno la sua prima lingua. E io parlai all'età di 10 anni, dicevo qualche parola. All'età di 14-15 anni iniziai a fare discorsi. Io ho 80, 9 anni, non siete venuti a parlare catanesi. Però, vabbè, i catanesi li sappiamo presentare. Anche perché... E siamo orgogliosissimi, siamo super orgogliosi. Che siete catanesi? Cominciai a parlare siciliano quando era Carose, nome paese, Catarrete, perché si deve parlare cristiani più anni e quindi non cercavano di copiare il loro dialetto. Infatti la lingua principale era siciliana e prima del 1860 si parlava solo esclusivamente siciliano, quindi è la nostra terra. Cominciai a parlare siciliano quando andavo in scuole medie, perché era l'unica in classi che non sapeva parlare, l'unica che parlava solo italiano. E perché sto non pigliavo un volo, perché non sapevo siciliano, perciò ho letto imparare. E non è che lo faccio buono, lo faccio picca, che giù che imparai in scuole medie. Ora parlo picca in siciliano perché travaglio per Lombardia. O parlo quando sono sulla mia casa perché non lo voglio scordare o quando sono arrabbiata. La mia prima lingua è l'italiano. Prima del 1860 si parlava siciliano, un antichicetto spagnolo quasi anche. Ciao, io cominciai a parlare siciliano quando ero Nico, aveva 7-8 anni. Il siciliano parlo in famiglia, a casa, fuori con gli amici, per parlare, per giocare. La lingua che parlo è l'italiano
e in Sicilia nel 1860 si parlava lo siciliano. E Gallo di Acque Dolci. Cominciai a imparare siciliano da quando è nasciuto, io sono siciliano e da quando è nasciuto parlo siciliano. La mia lingua principale rimane sempre l'italiano. Già io ho imparato siciliano da quando è nasciuto, io sono siciliano e da quando è Signo parlo piazzese, Piazza Armerina, Gallo Italico, ok? Signo. prima del 1960 in Sicilia si parlava siciliano. Io ho cominciato a imparare siciliano a 10 anni alla mia scuola, che ai miei compagni. Io parlo siciliano con la mia famiglia e con i miei amici perché su chi con cui c'è più confidenza. La mia lingua principale è l'italiano perché la mia famiglia mi ha insegnato prima l'italiano e poi il siciliano. Prima del 1860 si parlava siciliano in Sicilia. Io parlo italiano, non parlo il siciliano, conosco pochissimi vocaboli che utilizzo raramente in siciliano. Il siciliano viene utilizzato in Sicilia già dalla corte di Federico II, siamo nel XIII secolo. Allora, dai video che abbiamo visto potete capire due cose. Uno, che sogno un uomo fortunato perché c'è questi studenti e quindi chi sta pensa la prima cosa. La seconda cosa è che noi potessimo chiudere la discussione ora perché già dalle risposte che donano gli studenti si capisce quali sono i processi di socializzazione della lingua, qual è la lingua per questi giovani principale, alcuni dicono il siciliano, alcuni l'italiano, e come un processo di socializzazione dalla lingua avviene, un sanzignano. Quindi potessimo già chiudere perché già chi che ne avevamo a dire, notissimo. Quando, che cos'è? Innanzitutto per capire che cos'è una lingua, noi dobbiamo a capire che cos'è la cultura. La parola cultura nasce da latino colere, coltivare la terra. Zappare a terra, oltre che a zapparla si c'ha da mendere qualcosa, no? S'ha da seminare, quindi zappare e a seminare. E sta terra, Sicilia, è stata zappata e seminata e zappata da tante. Quindi vi è una dimensione, diciamo, culturale varia, ne hanno passato tante, e ognuno ha lasciato qualcosa di identità. Prima Marx ne poneva la domanda che cos'è l'identità, chi è l'identità? E certamente prima a capire che cos'è la cultura, che cos'è l'identità culturale e capire se sta isola c'ha un'identità culturale. L'UNESCO ci dà una definizione di cultura e ne dice che la cultura e tutti gli aspetti spirituali, materiali, intellettuali e emotivi che caratterizzano una società e un gruppo sociale, ok? In più, gli antropologi italiani definiscono la cultura che tutti i patrimoni psichici esperienziali di un cristiano, di individuo. In Sicilia l'individuo è cristiano, perché non esistono altri, perché chi non era cristiano era turco, era nemico. Quindi da noi l'individuo, la persona è cristiano e rimane tale, ok? Lo volevo specificare. Quindi l'insieme, cultura come insieme dei patrimoni psichici esperienziali di cristiani che si formano all'interno di una società storicamente determinata e che vengono trasmessi da una generazione all'altra. Questa è la cultura in generale. All'interno della cultura noi potremmo avere la lingua, un dialetto e un parlato. Chi è la lingua? La lingua è l'insieme, lo dico tecnicamente, ve lo dico forse in italiano che rende meglio, anche perché, sapete, ci sono alcune parole che vanno dette nel loro registro linguistico. Se noi parliamo di... noi in siciliano ne usiamo tante che sono parole in altro, quando ci sono parole che non sappiamo come dire, no? Li pigliamo dal registro linguistico anche di altri posti.
pensate alle parole inglesi, no? Noi per dire il frigorifero diciamo frigidaire in siciliano, ma è una parola inglese. Il traghetto italiano noi non lo traduciamo un traghetto, ma è overboard, che è dall'americano. Così come noi dall'italiano possiamo rubare, ne potremmo pigliare una serie di parole che non ce l'avemo, invece di fare quella brutta traduzione linguistica che è mettere la U dopo la parola siciliano, è meglio usare l'italiano generico quando non abbiamo una parola. Ma questi sono però lavori che fanno i linguisti. A me, io vi ripeto, sono un sociologo culturale, non mi riguardano, però spesso è meglio alcune cose, secondo me, anche parlando in siciliano, dirle in italiano, perché non ce l'abbiamo. Se non ce l'abbiamo, però abbiamo aspettizia, come appunto sull'inglese, di saperle usare, ma non solo perché siamo esperti siciliani, ma perché sono i processi mentali che ne dicono di usare chiddu, cioè ama parlare. L'uomo è un animale sociale e per poter campare da parlare, se no muore solo, ok? Quindi la lingua è l'insieme delle convenzioni necessarie per la comunicazione orale e scritta fra i singoli appartenenti a una comunità basata sul consenso stesso della comunità. Cioè una lingua per poter essere tale ad avere delle regole che tutto conoscono e ad avere un'oralità che tutto conoscono. Io all'inizio vedessi, io parlo in siciliano, parlo che sogno di Carrapepe, vi parlo in siciliano, mi capite? Ma voi altri mi diceste sì. Quindi vuol dire che io stai parlando una lingua. Perché a Camastra mi capite, tu che di Delia mi capisci, tu che di Palermo mi capisci, da che di Catania mi capisci, e allora c'è una dimensione culturale, linguistica comune, ok? Il dialetto è il sistema linguistico di ambito geografico limitato ad un dato territorio. Sì. Quindi l'amica in verde di Camastra, sì. Lei si chiama? Nunzia Legata. Quindi se la signora Legata comincia a parlare in camastrese, noi magari lo capiamo perché è siciliano, per carità, però è un sottodialetto e capiscono che ti dà dimensione geografica di Camastra. Ci sono alcune peculiarità, quindi il dialetto è chiddu, ok? Così come a Barcellona si parla in dialetto, a Gerona se ne parla neutro, a Milano se ne parla neutro. Il parlato si contrappone alla lingua scritta, appunto perché è parlato, ok? E ha la peculiarità dell'uso della lingua solamente e non della scrittura. I linguisti siciliani spesso dicono che il siciliano, i linguisti accademici, attenzione, è un parlato e non è una lingua, perché si parla e non abbiamo una struttura linguistica propria. Io, come voi altri vedeste, dei Carusi, mo studenti, ci spiaio che si parlava prima del 1860 in Sicilia. Questo è un dato importante per noi siciliani e la nostra dinamica culturale e linguistica. Perché quando i nostri amici linguisti, colleghi linguisti mi dicono siciliano non esiste perché non c'è un apparato linguistico scritto, io ci dico, amico mio, collega, ma noi in Sicilia prima dell'unità d'Italia che parlavamo? A Sicilia non eravamo muti, a Sicilia non esisteva, parlavamo spagnolo, parlavamo latino, l'arabo, oppure parlavamo siciliano. Spesso gli amici linguisti mi dicono sì, un popolo parlava siciliano. No, l'Università di Catania, che nasce nel 400, all'Università di Catania si insegnava in siciliano. Se noi andiamo, vediamo l'atti notarili 2300, 2400, 2500 su un siciliano, così come gli atti delle chiese, gli atti matrimoniali, gli atti di battesimo, è tutto un siciliano. Il siciliano era la lingua del popolo, la lingua colta, anche la lingua dove c'è il re, la lingua dei funzionari dello Stato, una lingua che certamente gli italiani non comprendevano, tanto che poi quando arrivano gli italiani nel 1860 gli pensano che questi disgraziati di quest'isola non ce l'hanno una lingua. Sì, c'erano gli spagnoli, prima c'erano chi colti i latini, però chi parlano? Parlano un dialetto, perché chi colto è l'italiano. E relegano sta lingua o dialetto. Quando arrivano i piemontesi, i colonizzatori piemontesi, portano tutti i loro funzionari del regno, perché noi non siamo buoni, siamo popolo ma culturalmente no,
anche perché spesso la parte alta, colta della società, i principi, i baroni, si rifiutano di collaborare giustamente con i colonizzatori e i conquistatori e hanno la necessità quindi di una classe dirigente. Questa classe dirigente la portano da Torino e portano persino i funzionari del catasto in Sicilia, arrivano da Torino, fanno un danno enorme nel trascrivere quelli che sono i nostri nomi. Pensate, un paese che si chiama Valguarnera Caro Pepe oggi in italiano, e un feudo nasce in un feudo che era il feudo di Carrapipi, era un feudo del comune di Assoro, di proprietà dei conti di Assoro, che era una famiglia originaria dalla Spagna, i Valguarnera. A un certo punto chiedono a Carlo V la licenza popolante di poter costruire in un loro feudo paesi per poter lasciare alla storia il loro nome, gli viene concesso, diventano principi e gli viene concesso nel feudo di Carrapipi di fondare un paese di Valguarnera. Feudo di Carrapipi, in siciliano è Carrapipi, è sempre stato Carrapipi, tanto che a noi gli abitanti di Carrapipi siamo carrapepani. Arrivano i funzionari del catasto piemontesi, dice Carrapipi, ma chi è sta parola dialettale? Valguarnera Caro Pepe, non esiste, non c'è Caro Pepe, manco per noi carrapepani, ok? Quindi noi ne chiamammo Valguarnera Caro Pepe, che non esiste Caro Pepe perché è Carrapipi, sempre dagli atti notarili di trasmissione della proprietà del feudo è Carrapipi il feudo, ok? Quindi ne fanno un danno enorme cangiando magari un nome, ma che sto fanno in una serie di comuni, di contrade, di trazzere, ovunque in Sicilia i colonizzatori. Pensate che Mezzoiuso è Mezzil Youssef, il casale di Giuseppe, e non sapevano, siccome erano ignoranti, pensavano che eravamo noi gli ignoranti, ma erano ignoranti i colonizzatori, e quindi lo cangiano in Mezzoiuso, che non c'entra niente con Mezzil Youssef, il casale. Ma così io vi potrei raccontare di un sacco di comuni, potremmo stare qua mezza giornata a parlare di toponomastica siciliana e degli svarioni, degli ignoranti colonizzatori piemontesi che, sentendosi colti, ci portano la cultura cambiando i nomi dei nostri paesi, e noi subiamo purtroppo. Era il 1860 e subivamo. Nel 1943 arrivano gli americani e ci dicono: vi liberiamo dei colonizzatori piemontesi, basta che ne aiutate nella guerra, noi vi liberiamo. E allora i siciliani ci dicevano: sì, vi aiutiamo gli americani, ne armammo, quindi ovunque i podestà diventano spesso indipendentisti, il movimento per l'indipendenza della Sicilia c'era, spesso purtroppo diventano i mafiosi, perché anche l'altra parte che aiuta gli americani, oltre agli indipendentisti, sono i mafiosi. A un certo punto però gli americani stanno a confrontare qua la realtà, e nella realtà hanno degli alleati, e che sono gli inglesi, che hanno un enclave forte che è Malta e devono dominare il Mediterraneo, sono stati abituati a dominare il Mediterraneo per secoli, e dicono agli americani: fermi, non ne vai. E dall'altra parte ci sono i russi che pensano, dice: ma noi ci lasciamo a Sicilia, è un posto strategico al centro del Mediterraneo americano, dice: fermo, ne vai. Mandano addirittura un ministro degli esteri russo a Palermo a contrastare stazioni. E gli americani a un certo punto dice: come facciamo? Che rischiamo che l'Italia intera, se ci leviamo a Sicilia, vota per il Partito Comunista e perdiamo una parte importante. E allora che andiamo a fare? No, l'indipendenza non si ceduna. I siciliani si svuotano una vicia, succede un pochettino d'inferno oggi, la potessimo dire così, e per darne un contentino addirittura prima del referendum costituzionale, prima della nascita della Repubblica Italiana, lo diceva prima l'amico Max Banchieri, il 15 di maggio del 1946 il luogotenente del regno Umberto II firma l'autonomia della regione siciliana. Nasce la regione siciliana prima che nascesse la Repubblica Italiana, prima che nascessero le altre regioni, le regioni italiane.
E noi che siamo stati sempre conquistati, forse mai dominati da tutti, anche agli americani ci diciamo e va bene, e la soluzione può essere questa, vediamo come va. Hanno passato tanti anni, non va, lo sappiamo oggi. Possiamo oggi dire che c'è un'identità siciliana, un'identità culturale siciliana, che la Sicilia è una terra differente dall'Italia. Ora il problema è interno a noi siciliani. Pochi mesi fa ci fu un parlamentare del Movimento per l'Autonomia regionale che fece una proposta di legge per dare dignità linguistica finalmente a sta isola che ce l'avevano nel 1860, passato qualche decennio e non ce l'avevamo più. La nostra toponomastica non può essere nelle strade e nelle piazze in siciliano, ad essere in italiano, non può tornare chi da chi era, perché io da Carrapepano devo essere Caropipano, come vi ho raccontato prima. Quindi drammi interiori, culturali. I nostri giovani spesso sono consapevoli di essere... Scusi, va difesa, però chiaramente con gli anni si è andati avanti. Certo. Va difesa tanto quanto la lingua italiana. Certo, assolutamente. Il problema oggi sta nella dimensione accademica, soprattutto dei colleghi linguisti, che ne dicono no, la lingua siciliana non può essere insegnata a scuola, non può esistere insieme alla lingua italiana, noi abbiamo solo la lingua italiana. Questo oggi è un problema. Quindi noi non potremmo oggi legiferare perché ne dicono i nostri amici linguisti, i colleghi, che io rispetto per carità, io sono altro, sono un sociologo culturale e comunicativo, ne dicono non può essere perché non c'è un apparato linguistico unitario, perché a Catania si parla catanese, a Camastra si parla camastrese, a Palermo si parla palermitano, a Carrapepe carrapepano e non ci può essere un siciliano comune. Ma io chi devo rispondere è certamente... Negli anni 70, sotto Franco, quando era vietato parlare la propria lingua ai catalani, certamente a Barcellona si parlava un dialetto di Barcellona e a Girona si parlava un dialetto di Girona. Ma non è che oggi i catalani con spirtizia non hanno saputo costruire un apparato linguistico unitario. E che potremmo fare noi? Chi domandiamo ai colleghi linguisti oggi? Costruite l'apparato linguistico siciliano partendo da quel siciliano che avevamo prima del 1860, fermo restando che non è un'opera morta, non è un cadavere, è una lingua che, come diceva prima l'amica Gabriella di Camastra, si è evoluto, c'ha un frigidè e c'ha un ferribotto, c'ha una serie di parole italiane, c'ha la moire che è francese, c'è una serie di altri termini, ma che oggi c'è la necessità di avere come lingua propria, perché i nostri ragazzi la vedono come lingua madre, e l'avete visto con i ragazzi che dicono la mia lingua è l'italiano, ma io mi insegnai a parlare in siciliano, perché la lingua madre che è? Quella lingua che ci viene trasmessa alla nascita, quando noi nascemmo non sappiamo parlare, non sappiamo contare, non sappiamo fare discorsi, non sappiamo fare niente, no? Abbiamo una socializzazione culturale che è quella che ci è trasmessa. Ora, alcuni studenti vedevamo che questa socializzazione culturale l'avevano in italiano, altri che l'hanno avuta in siciliano dalla nascita. Io cresci con i miei nanni e mi parlavano in siciliano. Io cresci con i miei genitori, mi parlavano in italiano, poi arrivai a scuola. Aveva da parlare, non capivamo compagni, perché parlavano in siciliano, perché la dimensione culturale di Caruse in Sicilia è un siciliano, la prima dimensione. Poi c'è stato un razzismo culturale, lo dobbiamo dire, lo dobbiamo affermare negli anni 70-80, quando l'italiano viene insegnato, perché l'italiano nasce con la televisione, non nasce nelle scuole. L'italiano, la socializzazione culturale della lingua italiana, tra l'altro la fa un siciliano che si chiama Pippo Baudo, e viene fatta dalla televisione. Mike Bongiorno e Pippo Baudo sono per lo più quelli che insegnano agli italiani a parlare in italiano.
una ovunque, non solo in Sicilia, parlare la propria lingua o dialetto è vergogna. Io fui fortunato perché cresci con i miei nanni, Mananno era do 24, Mananna do 29, e quindi abbiamo socializzazione primaria in siciliano. Tanto che, terminato l'asilo, che parlavano solo siciliano, i miei genitori dissi che c'è un problema, non potevo mandare a scuola, si continua così, e mi levano dentro di me nanni, e mi venì a abitare con i miei genitori, e purtroppo cominciai a parlare l'italiano. E mi accorgi poi crescendo, per carità, continuai con siciliano, io c'ho una sorella più grande, casa marita, e c'ho 2 figli, ma il nipote, quando aveva 2 anni e mezzo, mi ha cominciato a portare appresso. A chi si fa qui carusi quando sono piccini, soprattutto d'estate, la prima cosa, si offre il gelato, no? Si chiama Eliana, ma il nipote, Eliana, vuoi il gelato? Dice sì, zio, ci catti il gelato, e sta carusa comincia a lazzariarsi tutta di sto gelato, si mangia, come si mangiano i carusi di 2 anni, se l'orda tutta, e come fanno i carusi, chi fa? Piglia sta vestinetta bianca, chi ciao, e se polizia, prima cosa ci dico, Eliana, sei ingrasciata, ma che fai? Te l'ordaste tutta la vestina? La carusa mi talia, mi dice, zio, ma che mi vuoi dire? Perché mia sorella e mio cognato gli avevano parlato solo in italiano, la socializzazione culturale da carusa aveva venuto solo in italiano, ma accorgi, dico, mizzica, ma sta carusa non mi capisce in siciliano, dice, sei Eliana, sei ingrasciata perché te l'ordaste la vestina. Cioè, ma zio, ma che vuol dire? Vattini, nada mai ci spieghi, e ci dice, mamma, zio mi disse che sogno ingrasciata perché me l'ordai la vestina, che vuol dire? E quindi se ne vanno a Masoro e ci fa, mamma, zio mi disse che sogno ingrasciata perché me l'ordai la vestina. Mia sorella mi chiama, dice, disgraziato, ma come ci parla la carusa? Come ci parlo? Come ci parla la carusa in Sicilia? Era parlare lo siciliano, se l'era a insegnare. Prima dell'italiano, poi quando vai in Italia parlerai in italiano, ma picca mora cae. E fu così che mia nipote si insegnava siciliano. E incominciava a 2 anni a insegnarsi siciliano. Ora noi carusi ci avevamo il dovere di insegnarci il siciliano, ma sto siciliano sa da insegnare a scuola come prima cosa. Allora questo è un contributo che io posso dare a una festa dell'identità siciliana. Io vi ringrazio Eliana, ringrazio i Siciliani Liberi per avermi dato la possibilità, forse la prima volta, di fare un'esposizione accademica in siciliano. Io ci avevo pensato per quest'anno, il primo anno, io ho insegnato all'Università di Catania, la mia materia, che è sociologia dei processi culturali e comunicativi, la prima cosa pensai, dico, mizzica, io quasi quasi non mi obbliga a farla in italiano, io la materia quest'anno la faccio in siciliano. Poi però ci pensai per 2 motivi. Uno, che vi diceva prima, dico, ma io sono in grado di fare lezioni accademiche in siciliano, è difficilissimo. Io vi invito a fare la prova, a fare dei discorsi colti in siciliano. Appena arrivati intra pomeriggio, dice, io sai, parlate con i vostri figli, vostro marito, vostra moglie, ce lo facete, ed è difficilissimo perché non lo sappiamo fare, la nostra mente parla in italiano culturalmente, mentre stiamo a parlare con Eliana Foro o Bar, a me mi viene buono perché la mia mente elabora culturalmente direttamente il siciliano. Ma dico, io sono capace, prima cosa. Seconda cosa, apro un capitolo dove molti colleghi, i primi, gli amati colleghi linguisti, mi denunciano, dice, mizzica, le lezioni non sono valide perché sono in siciliano, chi sta parlando in siciliano? Perché c'è stato l'esperimento di un ragazzo che ha fatto una tesi di laurea in siciliano, cosa quando l'ho saputo ho detto è magnifica, dove addirittura gli è stato contestato a sto Caruso di annullare la tesi di laurea, di annullare il titolo perché era in siciliano. Ed io penso che sia una cosa assurda. Quindi questo mi ha portato a fare il corso in italiano e a fare alcune lezioni assieme ai ragazzi in siciliano. Avete visto che i miei ragazzi, i miei allievi, hanno risposto alle mie domande in siciliano, perché io ci domando in siciliano e mi rispondo in siciliano, ok? E spesso il registro linguistico culturale delle lezioni è stato il siciliano, ma non è stato prevalente. Spesso anche agli esami ho chiesto ai ragazzi
mi sai rispondere in siciliano a sta domanda? E l'hanno fatto. Fermo restando che l'esame è stato fatto in italiano, onde evitare che qualcuno pensasse di non poterlo convalidare. E anche cosa interessante, abbiamo fatto un seminario sul gallo siculo, il gallo italico, che è la mia lingua, che è la mia lingua, per far riconoscere magari ai siciliani che esistono dei derivati linguistici culturali del siciliano, cioè non solo siciliano nella lingua, ma delle altre lingue che si appoggiano al siciliano, che è il gallo siculo, il gallo italico, che come diceva bene la studentessa, che è palermitana, è l'albanese di Sicilia, che è un derivato dall'albanese del siciliano, e altra lingua è il maltese siciliano. E allora, amici miei, signori, vogliamo cominciare prima ad essere seri, a voler studiare il siciliano, oltre che a parlare il siciliano, e a dare dignità non solo a un popolo, ma magari a una lingua. Grazie. Grazie a te. Ah, scusatemi, Sì, vai, me l'ero scordato, avevo preso l'appunto, perdona, e poi c'è la pignata, appunto, sono le 57, era per l'una, giuro che per l'una finiamo. Allora, culturalmente, come facciamo a sapere noi che lingua parliamo? La lingua che noi parliamo culturalmente, decidiamo noi qual è la nostra lingua. Dici, domani me ne vai in Francia e decido che è francese. No, la nostra dimensione culturale non la decidiamo noi. Il signore con la barba come si chiama? No, su. Sì. Il signor Badalamenti, il cognome purtroppo famoso tristemente in Sicilia, ma ci sono dei bravi Badalamenti, immagino. Esatto. Lui è fidato. Il signor Badalamenti, lei di nome come si chiama? Come si chiama? Il signor Giorgio è un nome importante, ce lo portano i normanni, che era il loro santo, e diventa patrono della Sicilia. Il signor Giorgio domani decide di andare a vivere in Arabia Saudita e cambia il suo nome da Giorgio in Aziz, perché dice: a me non mi piace Giorgio, io voglio entrare nella dimensione culturale araba e divento Aziz. Passano l'anni, fra 30-40 anni, lei è di Camastra? Di dov'è? È di Palermo, ma Eliana, che bazzica a Palermo e la conosce, la vede in Arabia. Lei si chiama Aziz, ormai tutta la conoscono per Aziz, si è insegnato, pensa di essere Aziz e si è insegnato l'arabo. Eliana, Utalia dice: Giorgio! E lei istintivamente si gira, perché nella sua dimensione culturale, lei è Giorgio. Che cos'è la cultura? La cultura è il sangue che ci circola dalle vene. Noi possiamo pensare di cambiare dimensione culturale, ma non possiamo annullare la nostra dimensione culturale se non con la morte. L'unico modo per uscire dalla nostra dimensione culturale è la morte. Come capiamo noi qual è la nostra dimensione culturale? È facile. Quando noi entriamo nella dimensione culturale della irrazionalità. Quando abbiamo la dimensione culturale dell'irrazionalità? Quando dormiamo, quando quindi siamo in una dimensione onirica, e quando siamo arrabbiati, quando siamo in siciliano si dice meglio incazzate, e non riusciamo a ragionare, diciamo, appunto perché sei irrazionale. Spesso gli studenti dicono: io parlo in siciliano quando mi arrabbio. Allora voi, per capire qual è la vostra lingua, è la lingua dei sogni. Come vi insunnate voi altri? Vi insunnate in siciliano e in italiano. Se vi insunnate in italiano, la vostra lingua è l'italiano. Se vi insunnate in siciliano, la vostra lingua è in siciliano. Oltre a quando vi arrabbiate, ma arrabbiate forte, quando siete arrabbiati, quando vi tagliano una strada, la prima cosa che dicete è connoto. E come ci dicete in italiano? No, ci dicete in siciliano. Perché è la lingua dell'irrazionalità. Quindi noi la nostra madrelingua la capiamo culturalmente, io ve lo dico come processo culturale e comunicativo. Poi altri, la letteratura ve la direi in un modo, la linguistica in un'altra, ma quello che io vi dico scientificamente, la nostra lingua è la lingua dell'irrazionale. E allora, se sognate e vi incazzate in siciliano, siete siciliani.